Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Possiamo dire, inizia il primo fine settimana di luglio, un fine settimana in cui tutta l'Italia è in zona bianca. Il ministro Speranza ieri si è rallegrato del fatto di non aver firmato ordinanze. È la prima volta da questo autunno e questo qualcosa vorrà pur dire. Poi vediamo insieme i dati che ci arrivano dall'emergenza coronavirus e quelli dei vaccini, che insomma ci danno una prospettiva piuttosto positiva per il futuro. Ci sono le varianti che spaventano un po' tutti, però sono partiti anche i saldi, quindi tantissime novità. Cominciamo a raccontarle da Padova, dove c'è la nostra Chiara Gaiani, che con Cristian Roque Allende è in pieno centro storico. Vediamo un centro storico padovano decisamente affollato di pedoni, ciclisti. Ci pare di capire che a Padova oggi sia una di quelle belle giornate in cui vale la pena di fare una passeggiata in centro storico. È vero, Chiara? Sì, assolutamente, anche perché ti dico che rispetto a quanto era accaduto nei giorni scorsi, con un caso terribile arieggiato, e nonostante sia mezzogiorno, la campana appena rintoccato, davvero si sta molto bene in questa zona, che peraltro adesso è anche ombreggiata. Questa è via Roma, è una delle vie dello shopping. Ci sono molti negozi gettonatissimi dai ragazzi adolescenti, ma insomma siamo veramente a due passi dalle listone. Ci troviamo anche a ridosso del meraviglioso Prato della Valle e, come potete vedere, c'è molto movimento. E questo ce l'hanno anche detto alcune persone che abbiamo incontrato, alcuni negozianti che ci hanno detto insomma di aver visto ritornare i clienti, soprattutto quelli affezionati dopo la pausa del 2020. Ma se mi permetti, Ferdinando, partirei proprio dall'aggiornamento su quella che è la preoccupazione in questo momento per le autorità sanitarie, in realtà per tutti a Padova, i cluster che sono sotto controllo. L'ULSS 6 Euganea sta eseguendo in queste ore 1 migliaio di tamponi per cercare di arginare la diffusione soprattutto della variante Delta, che preoccupa molto, ma anche della variante brasiliana, dopo che è stato individuato un cluster all'interno di un condominio abitato da cittadini bengalesi dell'Arcella, con una donna di 32 anni, ricordiamolo, ricoverata in terapia intensiva. In città appunto stanno monitorando la situazione di un cluster che purtroppo ha toccato poi anche 2 centri estivi. Per quanto riguarda la provincia, si sta controllando il focolaio che potrebbe essere nato. Per ora non ci sono altri contagiati dopo un centro estivo di Tagidi Sotto, dove un'operatrice era rientrata dalla Spagna, e poi ci spostiamo nell'Alta Padovana a San Giorgio in Bosco, dove 3 lavoratori rientrati dall'Uzbekistan hanno purtroppo sviluppato la variante indiana. Ma la lettera, si sta appunto provvedendo. Non so se vuoi intervenire tu, nel senso che l'ULSS continua a ribadire l'importanza dei vaccini. Allora, Chiara, a questo punto noi mandiamo il servizio che avete già preparato su questo argomento, che è molto completo. Ti chiediamo di rimanere giusto un paio di minuti in attesa dal tuo osservatorio privilegiato, che tra l'altro ci sembra anche ombreggiato e comodo, quindi penso che non vi dispiace stare lì qualche minuto, anche perché sarà una giornata di corsa a Padova per voi della nostra redazione. Quindi vediamo con la regia di Fabio Verini il servizio padovano sugli over 60 non vaccinati e sui cluster. Tamponi a tappeto per verificare la diffusione della variante indiana e della variante brasiliana a seguito dei cluster identificati nella provincia di Padova. Ma l'arma più efficace, lo ricordano le autorità sanitarie, resta il vaccino. Per questo l'ULSS 6 Euganea dà il via in questi giorni a una campagna di recupero indirizzata agli over 60, i soggetti più a rischio che non si sono ancora vaccinati. Partiranno gli inviti scritti proprio in questi giorni, con un piano ben preciso di vaccinazione per recuperare tutte le persone che hanno più di 60 anni, tuttora. Così per inciso, chi ha più di 60 anni, lo ripeto, può andare in qualsiasi momento a chiedere la vaccinazione ad accesso libero in una qualsiasi delle nostre sedi. Senza prenotazione è possibile ricevere il vaccino a monodose Johnson & Johnson. Le prime 5.000 lettere sono pronte a partire, a queste ne seguiranno altre 30.000. Intanto restano 3 le persone ricoverate nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova, una 49enne affetta da variante Delta, una donna cingalese di 32 anni con la variante brasiliana e un 80enne rientrato da Santo Domingo, di cui si attendono i risultati del sequenziamento, che si sarebbe sottoposto a vaccinazione con un siero non riconosciuto dall'Unione Europea.
Al cluster del campus di Isola Verde e a quello del condominio dell'Arcella si sono uniti 2 cluster, quello dei lavoratori di rientro dall'Uzbekistan e dell'educatrice tornata dalla Spagna con persone che non avrebbero seguito le regole di isolamento. Stiamo vedendo tutti questi viaggiatori che stanno rientrando, per quello siamo preoccupati, perché la gente si sta muovendo e nel giro di una settimana, settimana 10 giorni, vedere da 3 posti diversi persone che rientrano ci preoccupa. E come che ci preoccupa? Perché la gente deve stare in isolamento, prima cosa. Seconda cosa, ci preoccupa perché si sta diffondendo la variante indiana. Allora, c'è preoccupazione in Veneto per questa variante, per queste varianti, perché naturalmente sono più di una, però sappiamo che a Padova ci sono anche già alcune notizie di cronaca, è vero Chiara? Sì, vorrei partire da una cosa, dovrebbero essere circa 42 milioni di euro, quelli che i negozi della provincia di Padova dovrebbero riuscire a racimolare durante i saldi. A Padova negozi aperti fino alle 23 oggi, con 160 negozi che saranno appunto aperti. Sì, c'è anche cronaca, c'è stato un bel salvataggio da parte dei vigili del fuoco, che sono davvero spesso e volentieri i nostri angeli custodi all'Ozzo Attestino, dove si è sviluppato un principio di incendio all'interno dell'abitazione di una donna di 83 anni. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, hanno salvato non solo lei ma anche i 2 animali di compagnia che vivevano con questa anziana. Vediamo appunto già il servizio, già pronto di primo mattino, possiamo dire giornalisticamente parlando, sull'incendio di Lozzo Attestino. Il principio di incendio si è sviluppato nella casa di una donna di 83 anni in via Giarre a Lozzo Attestino intorno alle 16 di venerdì. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco partiti dalla caserma di Este con 2 automezzi e 6 operatori. Entrati nell'abitazione, i pompieri hanno tratto in salvo la donna, assistita sul posto dai sanitari del SUEM, e i 2 cagnolini che vivevano in casa con lei. Non sono gravi le condizioni dell'anziana. Indagini sono in corso per stabilire le cause del principio di incendio. Allora Chiara, noi abbiamo visto il servizio, poi se ci saranno altri aggiornamenti da Padova non esitate a richiamarci, oggi che è sabato siamo in diretta fino alle 13, magari succede qualcosa, magari non succede niente e siete più tranquilli, però noi siamo qui sempre pronti a dare le notizie ai nostri telespettatori. Ringraziamo Chiara Gaiani, Cristiano Caiende per questo interessante collegamento dal centro storico di Padova, una Padova decisamente affollata. Fra poco saremo in diretta anche con Bassano e Vicenza per capire anche in queste altre 2 città venete molto importanti come stanno andando i saldi. C'è anche un collegamento in arrivo da Venezia e naturalmente come sempre al sabato parliamo di meteo con Nicolas Faronato, quindi un'ora di informazione in cui stare assieme per capire che cosa sta succedendo in Veneto. Adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG di Rete Veneta. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto sta succedendo che sono arrivati i saldi. Indipendentemente poi dalla portata di questo evento, è importante perché sono visti come i saldi della ripartenza. I dati ci dicono che comunque, a parte qualche problema con le varianti che corrono in giro per il Veneto in questi giorni, i dati ci dicono che c'è voglia di ripartire. Le città sono prese d'assalto, probabilmente oggi le località turistiche sono un po' meno affollate proprio perché ci sono i saldi. Abbiamo visto una Padova decisamente affollata e adesso andiamo a vedere il centro storico di Bassano del Grappa, dove c'è anche mercato, dove c'è la nostra Erinda Chitesa con Alessandro Costacurta che ci raccontano appunto come sta andando questa prima giornata di saldi. Buongiorno Erinda. Buongiorno Ferdinando, buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Hai proprio detto bene, la città è stata presa d'assalto. Oggi tantissime persone si sono riversate, oltre che qui al mercato, come puoi vedere mi trovo al mercato in questo momento in piazza, si sono anche riversati nei negozi e c'è un po' di, c'è chi non vede l'ora appunto di comprare a prezzi scontati, chi invece è ancora titubante perché dice il mio armadio già è abbastanza carico di vestiti, certo. Quindi non ho bisogno di allargarlo ancora maggiormente. Erinda,
sì. Tira aria buona. Ecco, quello che c'è da capire è questo, indipendentemente poi dalle tipologie di merce di cui le persone vanno alla ricerca. Si vede, c'è voglia di ripartire, c'è voglia di ricominciare, magari di guardare il futuro, anche tramite, che non è banale, una giornata di shopping. Sì, assolutamente, le persone hanno voglia oltre che di libertà, hanno voglia di positività, ma specialmente di sostegno dello shopping a chilometro zero, perché ricordiamoci, è molto molto importante. Quindi tante persone che abbiamo anche intervistato, e loro prediligono comprare nei negozi sotto casa, nei negozi di vicinato, giusto perché si trovano anche dei prezzi molto favorevoli e anche dei vestiti di ottima qualità. Pertanto sì, c'è tanta voglia di comprare. Erinda, io non so se voi siete riusciti a rendervene conto, perché comunque quando c'è tanta gente è difficile capire questi dettagli, però tu parli molto bene anche le lingue straniere. Hai sentito qualche turista in giro per Bassano? C'è qualcuno che viene dall'estero che viene a visitare la città? Hai detto proprio bene, perché abbiamo parlato poco prima con un turista nordico, Nord Europa, che lui era venuto proprio qui in questo periodo e le abbiamo fatto notare, guarda che iniziano i saldi, e infatti anche lui non vedeva l'ora di andare a comprare, e infatti anche i commercianti ci hanno detto che ci sono turisti che comprano. È partito un po' a rilento, però adesso ci sono turisti anche dall'Europa, ovviamente. Molto bene, allora Erinda, intanto ti ringraziamo per questo collegamento, ringraziamo anche Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Se ci sono novità da Bassano, notizie di cronaca, notizie importanti dal centro, non esitate a richiamarci e le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie Ferdinando. Torniamo in studio e avvertiamo Nicolas Faronato di Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, che può collegarsi con noi in qualsiasi momento, perché adesso facciamo la cosiddetta pausa meteo. Parliamo, visto l'importanza del meteo in questo periodo, perché ovviamente è arrivata la bella stagione, c'è voglia di muoversi, qualcuno giustamente magari si prende qualche ora per fare un po' di shopping, per ridare anche un po' di fiato ai piccoli negozi di vicinato, al commercio cittadino, al mercato, insomma a quello che è il piccolo commercio, che è la rete poi neurale, possiamo dire, di questo nostro Veneto. Però c'è qualcuno che magari ha voglia di organizzarsi per questo pomeriggio o per domani una gita. Qualcuno andrà al mare, gli amanti della montagna andranno in montagna, ma forse rischiano di trovare qualche brutta sorpresa. Ce lo dice Nicolas Faronato di Meteo Bassano Pedemontana del Grappa. Buongiorno Nicolas. Ciao Ferdinando, ciao a tutti gli amici che ci stanno guardando e ascoltando. Sì, dici bene, perché in teoria dopo un lungo periodo prettamente estivo, con temperature spesso sopra la media, caldo e anche afa, perché siamo arrivati a temperature intorno ai 33-35 gradi, specie la scorsa settimana, sembra che ci sia un leggero cambio di rotta. Sarà comunque una toccata e fuga, però se oggi sabato sarà una giornata che tutto sommato trascorrerà all'insegna del tempo stabile ed estivo, domani domenica potrebbe essere un po' il rovescio della medaglia, perché appunto correnti più fresche ed umide e atlantiche dovrebbero appunto portare un peggioramento a più riprese. Tra l'altro una prima fase che dovremmo vederla tra la tarda serata di oggi e la prima notata su domani domenica, e poi la seconda che dovrebbe interessare il nostro territorio a partire dal pomeriggio sera di domenica. Quindi una domenica un po' dalle due facce, però appunto per chi ha programmato gita all'aperto o comunque la giornata al mare in montagna, sì, si può, però attenzione, ombrello sempre alla portata di mano, ecco. Infatti vediamo, sempre con la regia di Fabio Verino, abbiamo una webcam puntata sul centro di Asiago, qualche nuvolotto si vede. Sono nuvole che possono preoccupare in prospettiva o è semplicemente un po' di scenografia? Ma diciamo che sui monti, come anche negli ultimi giorni, avremo sempre e comunque il rischio di piovaschi che saranno comunque veloci.
e comunque molto, molto a macchia di leopardo, ecco, quindi niente di organizzato almeno per la giornata di oggi. Qualcosa invece di un po' più organizzato, appunto dicevo, dovrebbe arrivare intorno alla tarda serata, prima mattinata di domani, quando appunto dovrebbe esserci un passaggio un po' più omogeneo per tutti, soprattutto anche per le tante aree di pianura che purtroppo stanno soffrendo il secco, perché siamo passati dai tantissimi millimetri di maggio ai pochissimi millimetri di giugno, perché comunque molte zone sono ancora completamente all'asciutto, compresa anche qui casa mia, dove appunto negli ultimi giorni di pioggia ne abbiamo vista ben poca, insomma, ecco. Allora Nicolas, di questo parliamo fra un minuto. Volevo farti commentare questa webcam della cima del Monte Grappa. Anche lì giornata di sole, qualche nuvola in arrivo, siamo un po' più alti dell'altopiano dei 7 comuni, vediamo molti ciclisti perché oggi mi pare che ci sia la Monte Grappa Bike Day, una salita fino alla cima Grappa, però anche lì sempre bene andarci con l'ombrello. Sì, guarda, soprattutto a partire dalla metà del pomeriggio, anche lì qualche rovescio, comunque isolato temporale, potrebbe bagnare a tratti il massiccio del Grappa. Tra l'altro le temperature in quota sono viste in leggera diminuzione rispetto ai 3-4 giorni fa. Infatti anche a Cima Grappa siamo intorno ai 10-12 gradi al momento, quindi temperature assolutamente gradevoli e che dire, sicuramente meglio del caldazzo che abbiamo qua in pianura, ecco. Adesso io vado alla ricerca al volo dei dati dell'ARPAV che sono comunque molto semplici da trovare, perché a naso, mi pare di ricordare, vediamo ultimi 60 giorni, allora, cosa di 30 secondi, allora, ultimi 60 giorni ci pare di ricordare che nel mese di giugno abbia fatto veramente due gocce di pioggia, addirittura qualcosa come 50 millimetri e poco più. Ci confermi? Intanto noi facciamo vedere ai nostri telespettatori, allora andiamo su Vicenza e ci prendiamo Bassano, che è un po' il nostro punto di riferimento. Allora, Bassano del Grappa, stazione meteo ufficiale dell'ARPAV, eccolo qua, dal 1° luglio in giù la prima piovosità è del 7 giugno e poi 6 giugno 45 mm. Abbiamo avuto un giugno praticamente senza pioggia. Fa parte questo di una dinamica consueta o siamo di fronte a una situazione un po' diversa dal solito? Ma guarda, allora ti dico, diciamo che giugno e luglio sono mesi abbastanza secchi per quanto riguarda i termini di precipitazioni. Il problema è che questi pochi millimetri scesi si sono concentrati tutti quanti praticamente nei primissimi giorni del mese, quindi praticamente siamo passati da temperature sotto media di maggio e la prima settimana di giugno a praticamente il secco e il caldo, con temperature spesso anche sopra media fino a 5-6 gradi e purtroppo caldo che continuava comunque a insistere anche durante le ore notturne. Quindi sicuramente quella poca pioggia che è scesa ai primi di giugno è servita fin là, ecco, anche perché appunto, come dicevi bene, sono 22 giorni, circa 23, dove non piove in pianura e quindi di conseguenza soprattutto per le zone agricole dove non ci sono gli impianti di irrigazione, le colture stanno soffrendo e non poco. Abbiamo visto anche le temperature massime, le vediamo in questa colonna, magari i nostri telespettatori poi possono andare a darci un'occhiata sul sito dell'ARPAV. Ieri il 1° luglio 28 gradi, però poi 30, 32, 33, 31, 30, 30 praticamente dal 18 giugno in poi le massime sono state sempre sopra i 30 gradi e, dato non da sottovalutare, le minime sono state praticamente sopra i 20 gradi per quasi 20 giorni, vuol dire che di notte le case, le piazze, soprattutto dove c'è asfalto e cemento, non riesce a scambiare il calore, non riesce a disperdere il calore e si comincia a tribolare davvero. Tribolare a giugno, inizio luglio, magari un po' prestino, perché ci aspetta un'estate a questo punto torrida o ci aspetta un'estate in cui potremo magari avere qualche sorpresa, secondo te?
Ma guarda, io dico una cosa che negli ultimi anni è un po' tutti quanti lo stiamo vivendo e provando, non ci sono più le mezze stagioni, nel senso che si passa dal camino acceso di metà maggio, come è successo il mese scorso, a praticamente accendere i climatizzatori, capito? Quindi purtroppo non ci sono più le mezze stagioni. Quindi anche proprio la natura in sé ha difficoltà a partire a fare il proprio corso, perché comunque maggio ha fatto tanta pioggia, però appunto le temperature anche massime che comunque si mantenevano al di sotto spesso dei 20 gradi facevano fatica a far sì che la pioggia comunque aiutasse piante, piantine, campi e mais a partire, quindi a crescere in maniera regolare. Poi di punto in bianco è arrivato questo caldo inizialmente afoso, poi per fortuna nell'ultima settimana abbastanza secco tutto sommato, però comunque anche questa brezza che in continuazione fa sì che la ventilazione sia sempre attiva sul nostro territorio, aiuta appunto a seccare ulteriormente quelle che sono le colture, quindi purtroppo questa è la situazione appunto. Poi dicevo, domani c'è questa piccola parentesi instabile, ma poi dalla prossima settimana sembra che l'anticiclone africano sia nuovamente il protagonista della scena, quindi aspettiamoci comunque temperature ancora bene al di sopra della media e spesso con massime sopra i 32-33 gradi, quindi la situazione comunque non è in miglioramento. Ecco. Allora, noi stiamo facendo vedere ai nostri telespettatori, abbiamo fatto vedere fino a un attimo fa la mappa del Veneto con l'alert temporali, non c'è niente in giro a parte qualche nuvoletta sui Colli Ugani, qualcosa sui Iberici, formazioni molto leggere volanti, quindi possiamo dire che per il momento è una giornata decisamente gradevole con temperature attorno ai 26, 27, 28 gradi che per il periodo sono anche accettabili. Nicolas, allora noi ti ringraziamo intanto di questo collegamento che ormai è diventato un appuntamento fisso al sabato, a volte lo spostiamo la domenica per se c'è qualche impegno. Naturalmente lo sospenderemo se andrà in vacanza, ma ti chiediamo appunto Green Pass, estero, montagna, mare, non ti chiediamo dove vai, ma insomma visto che hai molti seguaci anche sui social, qualcuno potrebbe chiedersi ma dove andrà un meteo appassionato come Nicolas Faronato nei prossimi giorni? Sì, guarda, i nostri canali ormai li sapete, su Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Poi per chi non ha i social è possibile trovarci anche su Google, su www.meteobassanopedemontana.it e lì troverete sempre tutto quanto aggiornato con le nostre stazioni meteo, con i radar ARPAV e Trentino sempre aggiornati, quindi insomma per chi vuole può seguirci, siamo sempre attivi praticamente 24 ore su 24. La mia domanda era molto più personale, ti chiedevo, poi è passato un camion, probabilmente hai perso, mare o montagna, vacanze di Nicolas Faronato? Beh, oddio, se devo guardare io personalmente montagna tutta la vita, però a volte bisogna accontentare anche la consorte, quindi una scappatella al mare bisogna farla. Allora Nicolas, noi ci sentiremo finché potrai collegarti con noi per raccontarci un po' del meteo di questo nostro bellissimo territorio. Intanto ti ringraziamo, ti auguriamo un buon fine settimana. Grazie Ferdinando, grazie a tutti quelli che ci hanno guardato e ascoltato. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, state con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tantissime cose da raccontare. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di Padova, abbiamo parlato dei saldi che sono iniziati a Bassano del Grappa, abbiamo parlato anche di meteo, vedendo che magari chi ha intenzione di farsi una gita, soprattutto in montagna domani, è bene che si porti appresso un ombrello perché nel pomeriggio potrebbe fare qualche goccia e anche magari questa sera, però naturalmente poi, come si suol dire, al tempo non si comanda. Sentiamo invece, come vi avevamo promesso, la nostra Gabriella Basso dal centro storico di Vicenza. Anche a Vicenza sono iniziati i saldi, ci pare di vedere alle spalle di Gabriella un po' meno traffico di quello che abbiamo visto a Padova e a Bassano, ma magari è solo una questione di location, chiamiamola così, per il nostro collegamento. Buongiorno Gabriella.
Sì, buongiorno Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Sì, infatti in realtà c'è movimento a Vicenza per i saldi. Noi siamo qui invece in piazzetta, in Contrada Pescherie Vecchie, oggi è fine settimana, il secondo fine settimana di test nel movimento numero chiuso, e quindi siamo venuti di nuovo a testare un po' quello che è l'animo dei residenti e dei commercianti della zona. Però effettivamente i saldi sono iniziati, è il primo giorno, ci sono grandi aspettative, i commercianti però diciamo che sono contenti perché c'è bisogno sicuramente di vendere, di fatturare, ma allo stesso tempo sono un po' così diciamo non preoccupati, ma ribadiscono il concetto che forse fare i saldi ad inizio luglio, quando ancora si è in piena stagione, non è la cosa migliore, nel senso che loro hanno appena comprato i cap a prezzo pieno e già li devono scontare. Da parte della gente c'è sicuramente interesse, si guarda molto, molti comprano fondamentalmente le cose di cui avevano bisogno e le trovano adesso a un prezzo più ragionevole o comunque quantomeno più basso, e quindi c'è anche qui l'acquisto. Molti ancora stanno guardando, d'altronde è anche il primo giorno, bisogna ricordare. Gabriella, quindi ci pare di capire che siano dei saldi ponderati, passateci il termine, ragionati, ovvero non c'è più l'assalto che magari si vedeva prima del coronavirus, quindi è probabile che questa emergenza che ha cambiato molte cose, ha cambiato drasticamente la vita di ognuno di noi, stia cambiando anche queste dinamiche. Sì, stanno un po' cambiando, nel senso che la gente è sicuramente molto oculata nello spendere. Rimane anche il grossa diciamo incognita o problema, come lo si vuol definire, dell'e-commerce, perché comunque chi ha cominciato in periodo di lockdown a comprare attraverso i siti rimane molto legato a questi, e quindi magari l'acquisto poi nella passeggiata del corso magari ci pensa due volte, certo, perché la stessa cosa lo trova, anche perché in questo momento i saldi li stanno facendo non solo i negozianti, i piccoli negozianti che hanno bisogno di lavorare, di fatturare, ma lo stanno facendo anche tutte le grandi distribuzioni e anche tutto l'e-commerce, certo. E quindi è una concorrenza veramente spietata in questo momento per quanto riguarda i commercianti. Gabriella, saltiamo un po' di palo in frasca, chiudiamo il tema commercio e saldi, perché c'è già della cronaca di questa mattina, abbiamo la segnalazione di un incidente e noi abbiamo anche già il video dell'elicottero che porta i soccorsi. Intanto parlacene mentre facciamo passare il video. Infatti è successo questa mattina alle 10:15, siamo sul costo, zona Cogollo del Cengio. Sembra, secondo i primi accertamenti della polizia locale Alto Vicentino, che il ragazzo sia uscito autonomamente in sella della sua motocicletta all'altezza di una trattoria, probabilmente ha sbandato, ha frenato o qualcosa, gli ha attraversato la strada. Adesso sono ancora sul posto i vigili urbani della polizia locale Alto Vicentino, e ha perso appunto il controllo della moto ed è finito fuori strada. L'Eli Soccorso che avete voi mostrato l'ha trasportato in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ha 27 anni ed è originario di Castelfranco Veneto. Allora, abbiamo altra cronaca, certo, ancora. Allora Gabriella, facciamo così, però ti chiedo di restare proprio un minuto in attesa. Noi facciamo vedere un servizio padovano molto particolare sul fatto che il quartiere della Madonna Pellegrina adotta l'orto didattico della scuola, poi torniamo da te per la cronaca da Vicenza. Le piante dell'orto, si sa, hanno bisogno di cure e acqua costanti. Nel quartiere Madonna Pellegrina a Padova, vicino alla scuola primaria Daniele Manin, gli insegnanti ne hanno creato uno. È uno dei posti in cui si socializza, in cui si impara, e si impara a stare con gli altri, si impara a prendersi delle responsabilità, a prendersi cura di esseri viventi, piccoli. E un'altra cosa speciale è questa prendersi cura per lungo tempo di qualcosa. Non accade niente in un attimo come accade sul cellulare, sul tablet, no? È qualcosa che ha bisogno di tempo. La campanella però ha suonato a giugno, l'ultimo giorno di scuola. Cosa fare dell'orto? Gli anni scorsi venivano tolte le piante, quest'anno invece si è deciso di donare un nuovo luogo di aggregazione al quartiere, ed ecco allora i guardiani dell'orto. Insieme alla mia famiglia inaffieremo e aiuteremo a togliere le erbacce, che sono veramente tante in quest'orto, direi.
prenderci cura di qualcosa che è uno spazio scolastico, però è uno spazio di confine, per cui è giusto abitarlo anche come famiglia, anzi è un modo per interessarsi alla scuola e alla fine alla crescita dei nostri figli. Socialità e ambiente anche tra le vie della città, per riscoprire il piacere di stare insieme e la ciclicità della natura. Questa adesso è sia della scuola ma anche a uso della comunità. Come membro della consulta abbiamo fatto da ponte tra il comune e la scuola per poter adibire quest'area finalmente ad orto, a dotarla di una entrata indipendente dalla scuola per il periodo estivo. Grandi e piccoli insieme, per lavorare giocando e per scoprire anche gusti nuovi. Quando qualcosa non mi piaceva, l'ho assaggiata e mi piaceva di più perché era stato anche un motivo in più mangiarla. Allora abbiamo alleggerito un po' i toni prima della cronaca con questo servizio della redazione Padovana. Abbiamo visto i bambini a lavoro nell'orto, una cosa che non si vede molto spesso, è giusto anche farla vedere qui nel Focus TG. Gabriella, adesso invece parliamo di cronaca, perché ci dicevi che Vicenza, come sempre, porta notizie. Beh, una notizia singolare, particolare, di cronaca è anche, insomma, questa di una famigliola di origine albanese che praticamente è andata in un ristorante, una trattoria su strada Marosticana, ha mangiato, ha preso un po' di tutto con tranquillità, poi dopodiché è andata per pagare dicendo che non aveva i soldi, doveva fare bancomat, non aveva soldi sufficienti, ha lasciato uno dei figli diciamo a garanzia del ritorno per pagare, invece poi questi non si sono più fatti vedere. Al titolare si è resa conto che la cosa non andava e ha chiamato il 113. E mentre succedeva questo, nel frattempo è tornato alla famigliola, ha caricato il figlio lasciato in garanzia e si è data alla fuga. Sono stati ovviamente rintracciati dagli agenti che li hanno ovviamente sono stati denunciati a piede libero, perché insomma una cosa veramente singolare quella che è accaduto e non si può fare, possiamo dirlo a tutti quanti chiaramente. Nonostante il figlio in garanzia possa rappresentare un po' una cosa che può fare, vabbè, insomma, sono veramente fatti. No, poi è una cosa molto singolare, certo, ma certo, dà l'idea anche di questa situazione un po' particolare. Tra l'altro la mamma di questa ragazzino, nel momento in cui sono stati poi i perquisiti, aveva delle carte d'identità e anche delle carte di credito che erano state provento di furto, quindi insomma diciamo che siamo molto borderline. Siamo forse anche un po' di là. Allora Gabriella, tutto il resto lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera, che come sempre sarà un mix di attualità, cronaca, parleremo anche ovviamente di sanità. C'è qualcosa che bolle in pentola per i quartieri? Io lo chiedo tutti i giorni perché i nostri telespettatori ci chiedono molte informazioni sui quartieri, chiedono di andare a vedere un quartiere, l'altro, insomma ci scrivono molto perché è un tema, quello delle istanze del territorio, che Vicenza segue molto bene. Sì, guarda, oggi non avremo nessun servizio sul quartiere, ma stiamo approfondendo invece quello della Stanga, il quartiere Stanga. Il collega Daniele Garbin ha trovato parecchi argomenti da trattare, alcuni ha già chiesto risposta anche al primo cittadino, il sindaco Rucco, ma diciamo che per questo sabato ci siamo concentrati su altri argomenti, ma c'è molte cose che bollono in pentola. Allora Gabriella, grazie di questo collegamento, ti auguriamo un buon lavoro, buona giornata. Se ci sono novità da Vicenza non esitare a chiamarci, noi fino alle 13 siamo qui in diretta. Grazie. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo e abbiamo delle novità da Venezia. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, ci mettiamo d'accordo con Filippo Fois, che è a Venezia per noi, perché a Venezia oggi ci sono alcune novità molto interessanti, e intanto che
ci prepariamo a sentire cosa ci racconta la nostra redazione veneziana. Noi diamo un'occhiata ai report dei vaccini, così lasciamo anche una mano libera alla regia per i collegamenti. Allora, succede che corre in modo davvero impressionante la campagna vaccinale in Veneto, anche ieri, perché questi sono i dati aggiornati alle scorse ore, quindi gli ultimi disponibili. Sono state somministrate 48.926 dosi in Veneto, è un numero davvero importante, non è pari o superiore a quel record di 50.000 visto qualche giorno fa, ma insomma 48.926 è davvero un numero impressionante. Sono infatti 4.291.937 le dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, ricordiamo subito dopo Natale. Come sono divise? Ieri sono state somministrate 16.713 prime dosi per un totale di 2.698.000 e sono stati completati 32.000 cicli per un totale di 1,5 milioni. Le dosi somministrate rispetto a quelle fornite sono l'89,8% e suddivise così. Allora, 55,7% della popolazione totale veneta coperta dalla prima dose. Allora, e vediamo il secondo dato, 32% della popolazione in Veneto che ha avuto il ciclo completo. Chiudiamo per un attimo la parentesi coronavirus, i dati dell'emergenza, i dati della campagna vaccinale, continuiamo a vederli poi nel seguito della nostra informazione, e andiamo invece da Filippo Fois, che invidiamo anche un pochino, visto il bellissimo posto in cui si trova. Capiamo benissimo, c'è la stazione dei treni di Venezia a 2 passi da lui, però alle sue spalle si distende la città più bella del mondo. Buongiorno Filippo, quali sono le novità? Buongiorno Ferdinando. Sì, effettivamente alle mie spalle c'è il Canal Grande, la chiesa di San Simeon Piccolo, il ponte degli Scalzi e soprattutto, ed è il motivo per cui ci troviamo qui questa mattina, c'è la stazione Santa Lucia di Venezia. Ci troviamo qui perché probabilmente si sta verificando un fatto che non ha precedenti nella storia della ferrovia a Venezia. Ricordiamo che la ferrovia a Venezia è arrivata nel 1846, all'epoca la città era ancora sotto l'impero asburgico. I treni per Venezia sono stati sospesi dalla mezzanotte di oggi e riprenderanno solamente alle 10 di mattina di domani domenica. Tutti i circa 700 treni che sarebbero dovuti arrivare qui in questo lasso di tempo si fermano a Mestre, da lì i viaggiatori vengono caricati in dei bus navetta che poi a loro volta cedono il passo dei motoscafi che li portano a Venezia. Questa chiusura di 34 ore è stata necessaria per dei lavori di riammodernamento di tutta la linea che renderanno la stazione ferroviaria di Venezia molto più moderna e tecnologicamente avanzata. Qui come vedete la situazione è molto tranquilla, un po' di meno abbiamo visto a Mestre, dove c'erano parecchie persone che stavano aspettando gli autobus e si assiepavano alle fermate dei mezzi pubblici. La stazione non è chiusa, forse avrete notato, è aperta, dentro ci sono diversi negozi, ma soprattutto c'è una tenda della Croce Rossa Italiana nella quale viene fatto il tampone rapido di positività al coronavirus. Sembra che ci sia poca gente, in realtà ce n'è tantissima, solo che per non stare sotto il sole la coda fa il giro all'interno della stazione ferroviaria. Questa è un'iniziativa dell'azienda sanitaria di Venezia e della Croce Rossa che si ripete in alcuni capoluoghi regionali italiani. Quindi i turisti che lo desiderano, che arrivano a Venezia, o chiunque voglia, anche i veneziani, possono venire qui e farsi il test rapido, che tra l'altro è gratuito. Questa peraltro non è neanche l'unica novità che c'è oggi in città, perché... Dimmi Ferdinando. No, ti lasciavo parlare, non siamo intervenuti, forse c'è stato un'interferenza, stavamo ascoltando con molto ritorno. Stavamo ascoltando con grande interesse invece questa notizia, anche perché insomma è effettivamente una novità assoluta.
Assolutamente. Come una novità assoluta sarà quello che accadrà nella seconda metà di questa settimana. Non è l'unica novità di cui vi racconteremo tra poco, ed è il G20 dell'economia, che si svolgerà a Venezia e nell'area dell'Arsenale, quindi ci troviamo nel sestiere di Castello, quello che va più verso il lido di Venezia. Ebbene, per questo summit internazionale la zona attorno all'Arsenale di Venezia verrà interdetta. Ci potranno circolare solamente i residenti, le persone che ci lavorano, oppure ancora chi ha dei validi motivi per recarcisi. Per esempio possono essere dei parenti di persone che abitano in quell'area, quindi vengono distribuiti degli appositi lasciapassare che bisogna andare a ritirare per poter circolare in quell'area in quel periodo. Proprio ieri c'è stato un vertice in prefettura nel corso del quale sono stati illustrati alcuni di questi provvedimenti che saranno in vigore per la metà della settimana prossima. L'altra novità importante, anzi sono due a dire la verità, sempre sul ramo dei trasporti. La prima è quella di questa mattina. Stamattina all'aeroporto Marco Polo di Venezia è atterrato il primo volo intercontinentale proveniente dall'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York. Ad attenderlo c'era anche un piccolo comitato di benvenuto formato anche dall'assessore regionale al turismo Federico Caner e dall'assessore comunale al turismo Simone Venturini. E si tratta di un piccolo passo verso la ripartenza di un aeroporto che, lo ricordiamo, è anzi il terzo scalo italiano dopo Milano e Roma, per cui prima che aveva un traffico enorme che adesso sta riprendendo molto lentamente, però insomma si tratta di un primo passo che viene interpretato in maniera incoraggiante. L'altra novità invece potrebbe riguardare, anzi perché ancora siamo in attesa di notizie e queste dovrebbero arrivare da Roma, perché sul tavolo della riunione del governo di oggi dovrebbe tornare nuovamente l'annosa questione del passaggio delle grandi navi a Venezia. Come sapete il governo ha confermato il fatto che le grandi navi non possano più passare nella laguna di Venezia, tantomeno nel bacino di San Marco. Ci possano entrare solamente navi di 40.000 tonnellate al massimo, giusto per intenderci, le navi che ci stanno passando adesso e continuano a passarci ne hanno circa 90.000, e venga creato un porto offshore, vale a dire un porto fuori dalla laguna di Venezia. Nel frattempo però c'è il problema di che cosa fare e da questo punto di vista l'idea principale è quella che si faccia un attracco provvisorio a Marghera. Anche qui però il dibattito è molto vivace, perché al momento effettivamente non ci sono le condizioni per poter far arrivare le navi. Da parte del governo c'è stata un'accelerazione nelle decisioni, per cui si spinge molto in questa direzione. Adesso staremo a vedere quali notizie ci arriveranno da Roma. Filippo, allora noi approfittiamo della tua presenza a Venezia per farti una domanda, un tema di cui abbiamo parlato con le nostre altre redazioni nei collegamenti da Padova, da Bassano, da Vicenza. Abbiamo parlato anche dei saldi, perché oggi è la prima giornata di saldi. Sappiamo che Venezia vive di dinamiche un po' diverse da quelle delle altre città del Veneto. Magari il turismo è forse meno interessato ai saldi, però visto che insomma a Venezia voi bazzicate spesso, volevamo capire se anche lì nella città qualcosa si sta muovendo. Ma che qualcosa si stia muovendo sul fronte degli acquisti forse è ancora un po' presto per dirlo. Certo è che anche qui i saldi vengono visti come una ciambella di salvataggio, per così dire, al termine di un'annata che è stata drammatica, non solo a Venezia ma anche nel suo entroterra. Proprio recentemente da parte credo fosse uno studio della Confcommercio, della Confesercenti, comunque uno studio effettuato sul territorio del centro di Mestre rilevava come circa il 30% dei negozi si è chiuso. A dire la verità è una crisi che era cominciata già prima del coronavirus, però questo dà il sintomo di un settore che sta vivendo un momento molto difficile e che naturalmente fa molto affidamento anche sui saldi che partono oggi. Però su quello che, qua a Venezia naturalmente il grosso è formato dal turismo, in terraferma, come si dice qui, c'è anche questo problema del fatto che i negozi del centro di Mestre lamentano la concorrenza dei centri commerciali che si trovano fuori. È una situazione veramente molto complessa e l'unica cosa che si può dire al momento è che tutti guardano con speranza la data di oggi per rimettere in piedi, per limitare i danni di un'annata che è stata disastrosa. Allora, questo è il comune denominatore di tutti i collegamenti che abbiamo avuto, di tutte le città che abbiamo visitato nel nostro Focus TG. Noi ringraziamo Filippo Fois e Paola Barbato per questo collegamento, li lasciamo andare perché sappiamo che hanno un impegno
molto Grazie interessante a Piazzale Roma, e quindi li lasciamo andare. Allora, avete sentito anche da Venezia tante novità, si comincia a parlare del futuro delle grandi navi, questo vuol dire anche che ormai si spera che si possa guardare al domani con un occhio diverso, con uno sguardo diverso. Il coronavirus è fra le notizie, però non è più all'inizio, non è più in cima ai pensieri di tutti noi e anche di noi operatori dell'informazione. Allora, con la regia di Fabio Verin, visto che abbiamo aperto questa parentesi veneziana, chiudiamo la parentesi veneziana e andiamo a vedere quelli che erano i dati dell'emergenza. Allora, stavamo guardando la tabella delle vaccinazioni, dicevamo che il 32,1% della popolazione totale in Veneto è completamente coperta, e questa è una cosa molto molto importante, anche perché va sommata a questa tabella che ci dice che il 96,4% degli over 80 ha ormai almeno una dose, sono dati molto alti dai 50 in su, idem per il ciclo completo magari dai 70 in su, però vediamo che qualcosa si muove. Le categorie fragili sono ben coperte, col 78% dei disabili che hanno almeno una dose, 69% ciclo completo, 80% vulnerabili che hanno almeno una dose, 68% ciclo completo. Vediamo le somministrazioni come stanno andando. Manca ancora sabato e domenica, calcolando un 40-45 mila somministrazioni al giorno si arriverà sicuramente sopra quota 300.000, difficilmente raggiungeremo le vette di 331.000 inoculazioni delle scorse settimane, però sopra quota 300.000 ci restiamo di sicuro, e questo è un bene. Ultima tabella di questa grafica, non siamo ancora arrivati al 1 milione di somministrazioni per ULS, però vediamo che Padova ne ha fatte 832.000, 759 la Scaligera, la Marca Trevigiana 756, la Serenissima sommata al Veneto orientale 763, quasi 770.000, e questi sono dati molto interessanti. Usciamo dalla grafica per entrare con un'altra grafica, e vedete dati aggiornati al 3 luglio alle 8 del mattino, li vediamo insieme per la prima volta, siamo molto curiosi anche noi di vederli, perché vogliamo capire se le varianti stanno creando qualche problema. Allora, 4.544 casi attualmente positivi in Veneto, e questo è un dato in calo rispetto a ieri. 66 casi positivi, questo è un dato in lievissima crescita, perché eravamo attorno ai 50-55, vuol dire che sono stati riscontrati una decina di casi in media in più. Non è importante, non è impressionante, però vuol dire che qualcosa purtroppo si sta muovendo, niente di che non sia sotto controllo, come ripetono le autorità sanitarie, però insomma la situazione va monitorata. Sono 409.000 i guariti, purtroppo 11.619 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza coronavirus a causa del Covid, 425.601 le persone che si sono risultate positive negli ultimi 18 mesi, circa 16 mesi, non ci ricordiamo bene, 14 mesi, scusate. Allora, scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che è quella degli ospedali. 238 persone ricoverate in area non critica, di cui 198 guarite, 40 che sono ancora positive. Importantissimo questo dato, non ci stancheremo mai di ripeterlo, quello che riguarda le terapie intensive: 14 ricoverati in terapia intensiva, di cui 9 negativizzati, 5 ancora positivi. Dati bassissimi, siamo addirittura in grado di capire dove siano ricoverate le persone ancora positive. Sono a Negrar, sono all'ospedale di Dolo, una a Castelfranco e 2 a Padova. Sono dati praticamente uguali a quelli di ieri, e infatti ci dice la tabella dei bilanci che il bilancio in area non critica è negativo di 3 unità, il bilancio in terapia intensiva è praticamente invariato, 0 decessi, e questa è una buona notizia, perché ormai da giorni continuiamo a non avere alcun decesso per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Siamo quasi in conclusione del nostro Focus TG, e vediamo se arrivano notizie dall'ANSA importanti, così ve le diamo prima di chiudere il Focus TG. Allora, naturalmente si parla del ritorno a Venezia degli americani, atterrato il primo volo da New York, ce l'aveva raccontato il nostro Filippo Fois, che d'ora in poi rappresenterà un collegamento fisso nel Focus TG. Riusciremo ad ampliare un po' la forbice dei nostri collegamenti
collegamenti, riusciremo a parlare praticamente tutti i giorni con Venezia. Vi ricordiamo che da lunedì e il venerdì il Focus TG è in onda dalle 12 alle 13:30, un'ora e mezza di informazione con tantissimi collegamenti dal territorio. Vediamo se facciamo in tempo a mandarlo in onda, perché è una cosa molto interessante che è successa. Allora, chiudiamo con questa notizia molto carina, perché Aldo Serraiotto, di 75 anni, alpino artigliere di montagna dell'ANA Montegrappa, è arrivato a Bassano del Grappa sul ponte questa mattina con la sua bicicletta. C'era per noi ad attenderlo Angelica Montagna. Chiediamo alla regia se è pronto il contributo. Siamo sul ponte vecchio, il ponte amato degli alpini qui a Bassano del Grappa, ed eccolo Aldo Serraiotto, che ha 75 anni e che il 5 giugno è partito per la città di Plovdiv da Padova in pullman per poi tornare indietro. Pensate, ben 1500 chilometri. È un cuore alpino che batte. Lui ci ha detto il lockdown è stato un lockdown troppo severo, avevo bisogno di libertà, ed eccolo insieme all'assessore allo sport Mariano Scotton. Un grande applauso, l'avete visto? Ancora applausi eccoli qua, per questa grande impresa. 75 anni, 1500 chilometri, dormire dove capita e cucinare con un fornello proprio da campo. Questo è lo spirito alpino, questo è quello che avviene oggi qui a Bassano sul ponte vecchio restaurato, su questo monumento nazionale. Abbiamo visto l'arrivo dell'alpino Aldo Serraiotto, 75 anni, direttamente dalla Bulgaria in bicicletta, e poi questa sera nel TG Bassano vi raccontiamo per filo e per segno, l'abbiamo anche intervistato, quindi due parole da parte di questo atleta, possiamo chiamarlo così, davvero interessante la sua storia. Nel TG Bassano, nel TG Vicenza, questa sera tutti i temi di cui abbiamo parlato finora, e quindi saldi, quindi sanità, varianti, coronavirus, ne parliamo e vi invitiamo quindi a seguirci questa sera. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.